Niente scontrini né ricevute, con sospensione da un minimo di 3 a un massimo di 6 giorni per 20 attività tra negozi di souvenir, gelaterie, bar, ristoranti in centro storico e uno al Lido. È il bilancio dei controlli degli ultimi mesi della Guardia di Finanza, che in alcuni casi ha anche avviato verifiche più approfondite di carattere fiscale per verificare il regolare impiego della manodopera. Un messaggio arriva da Confesercenti. La legalità non deve essere mai messa in discussione e auspichiamo che si può anche aprire una riflessione sulla riforma del fisco, ma senza giustificare anche tali provvedimenti. Una riforma del fisco che possa semplificare gli scaglioni IRPEF, che possa snellire le burocrazie, ma anche un fisco più vicino alle imprese, agli imprenditori. Negli ultimi mesi i Baschi Verdi hanno eseguito in tutta la provincia oltre 2000 ispezioni, rilevando una media di irregolarità superiore al 50%. Intanto il nucleo ispettorato Carabinieri del Lavoro di Venezia ha controllato 10 esercizi pubblici, un'autofficina e 2 ristoranti, trovando 25 lavoratori irregolari, tra cui 3 in nero, ed è scattata anche in questo caso la sospensione. Complessivamente sono state emesse sanzioni per oltre 120.000 euro. Oltre a irregolarità contrattuali, rilevate anche carenze in materia di sicurezza, assenza di corsi di formazione e strumenti di primo soccorso e videocamere installate irregolarmente.